Bene, torniamo in diretta, edizione straordinaria, come promesso abbiamo le dichiarazioni, ripeto ancora per chi si fosse messo in ascolto audio e video in questo istante, Gorizia e Nova Gorica sono diventate capitali europee della cultura per quanto riguarda il 2025. Allora, c'è appena giunta la dichiarazione del sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, ma andiamo subito in onda la clip pochi secondi fa. Allora andiamo a sentire subito a caldo le dichiarazioni del sindaco. È una grande soddisfazione non soltanto per la città di Gorizia e per la città di Nova Gorica essere capitale europea della cultura del 2025, ma quello che ho detto alla Presidente della giuria è vero, ci credo davvero. È un successo, un grande risultato conseguito questo per tutta l'Europa, perché l'obiettivo nostro non è quello soltanto di realizzare i sì 120, non è soltanto quello di avviare questo rapporto di collaborazione con centinaia di partnership, soggetti pubblici, privati. Il nostro obiettivo perciò non è soltanto quello di arrivare al 2025, ma al 2035, 2045, 2055, è quello di cambiare il futuro per i nostri figli e per i nostri nipoti. Laddove le tragedie del XX secolo avrebbero potuto impedire qualsiasi azione di coesione, di cooperazione internazionale, bene, proprio qui, proprio su questo confine siamo riusciti, prima con il GECT e oggi con la capitale della cultura, con la capitale europea della cultura, a realizzare il nostro sogno. Fare in modo perciò che il nostro territorio possa essere anche testimonianza ed esempio per tutte quelle aree di confine in Europa che oggi non riescono ancora ad avviare, a porre in essere queste politiche di coesione. Peraltro sarà anche dal punto di vista dell'impatto economico e turistico. Stimiamo che questo potrebbe essere il più grande evento turistico del Friuli Venezia Giulia degli ultimi 20 anni, probabilmente per i prossimi 20 anni. Si sentono alle mie spalle queste manifestazioni di giubilo, ma di sincera, di vivace gioia, perciò naturalmente cominciamo oggi un nuovo percorso, obiettivo arrivare al 2025 e portare con noi il maggior numero di cittadini possibile. Ebbene, queste erano le dichiarazioni a caldo raccolte dal sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna, che ha portato in diretta quella che è la gioia di un risultato importante a livello non solo locale ma di tutto il nord-est per ripartire. Insomma, uno spiraglio di luce, un barlume di luce direbbe qualcuno, in questo nefasto 2020 fatto solo di notizie brutte e tragedie. Finalmente qualcosa di positivo è. Ripetiamo, Gorizia e Nova Gorica, 9 capitali europee della cultura. Vi ringraziamo ancora per l'ascolto e chiudiamo qui questa edizione straordinaria di infofriulitv.net e vi diamo appuntamento più tardi per le altre notizie. Legno Arreda, grazie ad un'esperienza ventennale nella lavorazione del legno, è in grado di presentare una vasta gamma di pavimenti in legno massiccio prefiniti, pronti per la posa a 2 e 3 strati. I nostri pavimenti arredano la casa, l'ufficio e gli spazi commerciali, come vuoi tu, e lasciano il calore e la bellezza del vero legno, seguendo al 100% il Made in Italy. Il legno è vivo, comunica un mondo di valori, racconta una storia. Legno Arreda ama il legno. Progetti unici per il tuo sogno. Legno Arreda, via Vecchia 24, Poncico di Zoppola, telefono 0434 574555. Visitate il nostro web store www.legnoarredaweb.it.